Allora, cominciamo. In realtà stavo aspettando perché in attesa del possibile arrivo del fratello del commemorato, però non essendoci certezza del suo arrivo, io direi che cominciamo e con due considerazioni. Sapete, come è tradizione per noi l'importanza che ha il ruolo della commemorazione dei consorci che tanto hanno dato a questo istituto e alla cultura del Paese in generale. E quest'oggi noi ricordiamo Francesco Bruni, che era nato nel 1943 ed è mancato nel 2025, al quale l'Istituto deve moltissimo, non soltanto per le varie attività che ha svolto, eccetera, per il ruolo culturale importante che ha sempre messo in campo le caratteristiche poi, cioè il suo magistero verrà descritto in maniera precisa adesso nella commemorazione, però volevo ricordare in particolare l'impegno che ha avuto anche per l'amministrazione dell'istituto. Fu segretario della classe di scienze morali per i 2 mandati della presidenza di Gerardo Ortalli e sì, molto speso per molte attività dell'istituto. Quindi senz'altro volevo soltanto lasciare una traccia. Non ci sono i figli, che sono Margherita e Andrea, perché entrambi sono in giro per il mondo, vivono in giro per il mondo, allora i fusi orari non lo consentono, allora non lo vedono in diretta, ma però lo vedranno nel nostro canale di YouTube, perché questo viene registrato e viene archiviato, quindi avranno modo di vederlo. Volevo lasciare a loro un ringraziamento particolare anche per aver dato corso a una scelta che è stata di Francesco, che è quella di lasciarci la sua biblioteca, e mi fa piacere dirvi che non mi ricordo quanti sono 300, quanti sono, Sebastiano? 300 metri lineari di libri, è una biblioteca veramente straordinaria, che sono già arrivati in istituto per scelta di Francesco, quindi li trovate. Fra l'altro, se avete voglia di vedere anche l'assetto che sta prendendo il piano nobile, lo facciamo senz'altro. Quindi senza altra esitazione chiamerei Alessio Cotugno per la commemorazione di Francesco Bruni. Prego. Certo. Grazie Presidente. Francesco Bruni nasce a Perugia nel 1943. A questa città rimane sempre legato, come testimonia fra l'altro un lavoro del 1995 che ne ricostruisce la storia linguistica in epoca medievale e tardomedievale. Compie gli studi a Napoli e qui nel 1965 si laurea in lettere, indirizzo classico, sotto la guida di Salvatore Battaglia, discutendo una tesi di laurea intitolata Polemiche culturali e problemi di poetica aristotelica nel secondo Cinquecento, di cui conservo gelosamente una copia. Ancora Napoli compie una parte significativa della propria carriera accademica e, sempre in questa città, ci lascia il 24 giugno scorso. Questi estremi non restituiscono il senso autentico di un'esistenza umana e intellettuale dinamica. Oltre a Napoli, Bari, Salerno, Verona e soprattutto Venezia sono tappe importanti della sua biografia e dei suoi studi. A Ca' Foscari, Francesco Bruni insegna per un ventennio, dal 1991 al 2010, storia della lingua italiana. Dell'Ateneo Veneziano diviene infine professore emerito. È stato inoltre visiting professor in numerose università straniere, Toronto, Los Angeles e specialmente Chicago, dove ha tenuto a lungo corsi per studenti di tutti i livelli e nelle cui celebri biblioteche ha avviato e concluso alcuni dei suoi lavori più importanti. Troppo vasta e ricca la sua opera, la sua bibliografia fino al 2016 occupa una trentina di pagine in un volume offertogli dagli allievi. Troppo piena la sua esistenza umana e professionale e troppo intensa la sua carica vitale per pensare anche solo di riassumerle in questa circostanza. Piuttosto, nel tentativo di restituire come posso un doppio ritratto di lui e della sua scienza, per prendere a prestito un'immagine da un autore che segna il suo esordio scientifico, il padovano Speroni, mi sembra utile soffermarmi su alcune linee di ricerca che, a mio avviso, meglio illustrano la sua personalità di studioso e la sua pratica di lavoro, che è quanto dire il suo modo di intendere il mestiere di insegnante e di ricercatore. Sarei tentato di aggiungere anche l'ufficio dell'intellettuale, se non mi frenassero la sua ben nota avversione per i toni reboanti e solenni, un tratto del suo pudore, direi, e la sua diffidenza per gli ideologemi,
Penso a quest'ultimo riguardo alle pagine dai toni insolitamente accesi dedicate alla caratterizzazione linguistica di un campione di temi svolti da studenti della Facoltà di Architettura di Roma negli anni 70, che chiudono il suo manuale universitario L'italiano, elementi di storia della lingua e della cultura, 1984, su quale si è formata una generazione di studenti e studiosi. Lì sono colti, con credo straordinaria precocità, i segni di una crisi linguistica che ancora ci riguarda. L'incapacità di riprodurre in modo accettabilmente evoluto la complessità sociale del mondo contemporaneo, e non era ancora quello globalizzato, con le sue sfide anche linguistiche, dei processi storici e del gioco delle forze, che si risolveva allora nell'imitazione di un gergo accademico, professionale, politico, pervasivo, secondo Bruni già deficitario nei suoi presupposti. L'acqua, osservava, facendo ricorso, ciò che è piuttosto insolito nella sua scrittura, molto misurata, e quindi facendo ricorso a una metafora, l'acqua impura alla fonte e si inquina ulteriormente lungo il corso, e poco oltre, in una vicinanza che mi sembra piuttosto significativa, appunto Bruni era molto parco nell'uso di metafore, le fattezze della maschera, quelle dell'ideologia, non sono tanto lontane dai lineamenti del volto. Francesco Bruni non è stato uno specialista nell'accezione ristretta e riduttiva della parola. È stato certo anche uno specialista, anzi molti specialisti in uno. Tali e tanti sono gli autori, le epoche, i temi e i problemi di cui si è occupato nella sua lunga carriera. La sua capacità di lavoro era davvero impressionante. Ma tali temi e problemi ed epoche e autori, Bruni li ha indagati con un'attenzione e una sensibilità costanti per le relazioni, per ciò che connette. Da qui, credo, il suo interesse per le parole della vita associata, che era anche un modo per guardare alla vita associata delle parole stesse, le famiglie di parole, le parole della politica, eccetera. Gli ho sentito dire una volta che l'erudizione, che naturalmente teneva in grande considerazione e di cui era straordinariamente provvisto, è sapere le cose. La cultura sta nel tenerle assieme, nella trama che le connette, e l'immagine della trama, del testo come tessuto, ma anche i realia dell'arte della tessitura gli erano cari, e penso almeno al bellissimo saggio leopardiano sul canto della donna al telaio. Studioso profondamente originale e originale interprete della sua disciplina, Bruni ha riletto l'intera parabola della storia linguistica italiana, ponendosi spesso in contrasto con le ricostruzioni dominanti e sempre reagendo alla pigrizia delle idee reçue, verso le quali era fortemente insofferente. Ha potuto così aprire prospettive innovative, smontando luoghi comuni e mettendo in luce aspetti inediti, fino ad allora trascurati, delle dinamiche linguistico-culturali, che grazie a lui si sono imposti nel dibattito scientifico. Penso alla nozione di semicolto, formulata nel 1978 con riferimento a una precisa categoria di operatori culturali, collocata alla periferia dell'universo colto, i volgarizzatori responsabili di 2 traduzioni orizzontali trecentesche, nozione che poi è oggetto di successive rielaborazioni ed estensioni. E penso alle altrettanto fortunate caratterizzazioni dell'italiano come lingua leggera e lingua senza impero, con le quali ha potuto condensare in formula 2 peculiarità della nostra vicenda linguistica che spetta sempre a lui aver valorizzato. Con la sua leggerezza, si legge nella Corte di Studi L'italiano fuori d'Italia, un'altra delle sue formulazioni sintetiche, destinate a imporsi, l'italiano, privo del sostegno di uno Stato, almeno fino alla svolta dell'Unità d'Italia, e qualche volta anche oltre, è presente in ambienti diversi da quelli studiati tradizionalmente, nelle transazioni marinaresche, nella diplomazia dei Balcani e nell'Oriente della Turchia ottomana, con risultati che invitano a una revisione seria del luogo comune, secondo cui la lingua nazionale sarebbe stata confinata, prima dell'unità, a un ruolo quasi esclusivamente libresco. L'attenzione per la dimensione geografica, certamente stimolata dalla lettura di Dionisotti, ma in lui presente da sempre, aveva un'autentica passione per le mappe e persino per le carte stradali, caratterizza l'approccio di Bruni, sia che coinvolga lo spazio plurilingue del Mediterraneo in età moderna, o la geografia dantesca nel divulgare eloquenzia, o il ruolo dei diversi centri culturali della penisola nella diffusione dell'italiano. Ciò gli ha permesso di valorizzare la complessa dialettica tra policentrismo e plurilinguismo e tensione unitaria che caratterizza la nostra storia linguistica. E l'idea che sorregge una delle molte imprese collettive da lui promosse e coordinate, quell'italiano nelle regioni, pubblicato da UTET e poi da Garzanti, uno studio sui modi di diffusione della lingua italiana nelle diverse regioni, che di fatto si pluralizza in una ventina di storie regionali dell'italiano e dei dialetti d'Italia,
affidate a diversi specialisti e da lui sapientemente coordinata. Un disegno unitario, quindi. O ancora, affiancando alle indagini sui protagonisti della storia del pensiero linguistico italiano, Bembo, l'amatissimo Manzoni, contributi su argomenti meno canonici, come ad esempio sulle politiche linguistiche dell'Italia tra gli anni 70 e i primi 2000, oggetti dell'excursus intitolato Centralismo e federalismo, italiano e dialetti, coppie asimmetriche, che si conclude con una riflessione sull'attualità e sul ruolo che gli studi linguistici possono e devono avere nell'orientare le decisioni politiche. Una riflessione che si distingue, mi sembra, per la capacità di evitare tanto gli slanci ottimistici quanto la tentazione opposta del disincanto, della facile rassegnazione rinunciataria. Ma, semmai, tutto proteso a distinguere tra ciò che i programmi prescrivono e la realtà effettuale, senza trascurare il peso degli uni come dell'altra. Non poteva che essere così per lui che, dedicando una ponderosa monografia, un libro inconsueto, recita la quarta di copertina, all'idea d'Italia, Italia, vita e avventure di un'idea, uscita nel 2010, avrebbe messo in luce come non solo la lingua italiana preceda l'unificazione del paese, ma l'idea d'Italia, o anzi le idee d'Italia, è il titolo del suo ultimo libro del 2021, agirono come un motore in grado di produrre in processo di tempo la sua concreta realizzazione geopolitica. E lo sapeva lo studioso che a Machiavelli e più ancora a Guicciardini dedicò saggi illuminanti che attraversano la lingua e la letteratura per poi aprirsi con sempre maggior decisione e incisività alla storia e alla politica. Così l'imponente monografia La città divisa del 2003, dedicata all'idea e alle manifestazioni verbali del bene comune, nella quale, oltre a Dante e a Guicciardini appunto, si presta una particolare attenzione ai testi e alla predicazione del movimento dell'osservanza, già al centro di altri lavori, nei quali Bruni valorizza il ruolo degli ordini religiosi nella diffusione del volgare. Penso anche ai molti lavori concentrati soprattutto nell'ultimo decennio sul lessico politico, tra i quali mi fa piacere ricordare almeno il libretto Su Patria, uscito nel 2017 all'interno di una collana che, su suo incoraggiamento, avevo varato e alla quale, generosamente, accettò di contribuire donandole il primo titolo. Qui, con uno stile affabile e cordiale, Bruni ripercorre le connessioni di questa parola con la sfera fisica e biologica della persona, il padre e la madre, valorizzando il lavorio della mente umana che associa parole e significati a prima vista contraddittori, come madrepatria, in un gioco senza fine di significati, idee. In questa, come in tutte le sue ricerche lessico-semantiche, Bruni sembra tener fermo quel felice paradosso di Spitzer, secondo il quale la conseguenza del detto «ogni parola ha la sua storia» è che la storia di una parola è anche quella di un'altra. Le sue storie di parole non sono mai aneddotiche, ma sono calate in una rete di relazioni che li illumina ulteriormente e che sa aprirsi al presente, ragionando sulle sfide attuali a partire da una profonda conoscenza della storia alle loro spalle. Proprio la semantica viene ad assumere per Bruni e viene a costituire per Bruni il terreno privilegiato per indagare la dimensione sociale e civile della lingua come veicolo di significati profondi, concettuali e affettivi. La povertà dei significati e della cultura intellettuale odierna, osservava in una lezione tenuta proprio qui, all'Istituto Veneto, poi pubblicata nel 2014, rischia di aggiungersi alla crisi della finanza e dell'economia, che non è solo italiana, mentre la loro ricchezza potrebbe contribuire a superare le strettoie in cui rischiano di intrappolarsi società di livello tecnologico avanzato, ma poco capaci di prospettare progetti generosi e realistici insieme, condivisi da comunità ampie. Il lessico che gli sta a cuore è senz'altro quello politico, ma anche più ampiamente intellettuale. Sottratte a sintesi semplificatrici e immesse invece in un quadro problematico e dinamico, le parole e le idee si illuminano a vicenda. Così, nell'inchiesta splendida sulla subtilitas e la sottigliezza nella lirica medievale, poi confluita nella raccolta Testi e chierici del Medioevo del 1991 col titolo Semantica della sottigliezza, o nell'indagine sulle costellazioni del cuore nell'antica lirica italiana all'interno di un volume Sellerio del 1988 da lui curato, I capitoli per una storia del cuore, in cui l'attenzione si appunta sulla complessa rete di significati che struttura, dandogli forma, il campo concettuale e lessicale dell'interiorità medievale.
O ancora, sempre restando al Medioevo, penso alle pagine dedicate al parlare fabuloso, al parlare coperto e al parlare chiuso nel Decameron, all'interno di quella voluminosa sintesi dedicata all'inventore della letteratura mezzana, destinata a rinnovare profondamente gli studi su questo autore e, in definitiva, il modo in cui leggiamo la sua opera. Oltre a Boccaccio e ai già richiamati Machiavelli, Guicciardini e Manzoni, Bruni si è occupato in numerosi articoli, saggi, volumi di alcuni fra i maggiori autori della nostra tradizione: Dante, Tasso, Vico, Leopardi, Verga, Pirandello, Saba, Ungaretti, Montale, offrendo interpretazioni innovative. Ha anche contribuito a stimolare l'approfondimento di personalità meno studiate, di critici, Giuseppe Antonio Borgese, Pier Maria Pasinetti e soprattutto Rocco Montano, di cui contribuì alla riscoperta, e scrittori quali Matilde Serao e Niccolò Tommaseo. A quest'ultimo in particolare ha dedicato un impegno critico accanito, promuovendo fra l'altro progetti di ricerca, convegni e naturalmente pubblicazioni. Fra queste voglio almeno ricordare l'edizione commentata delle Scintille, uscita per la prestigiosa collana Scrittori Italiani della Fondazione Pietro Bembo. Questa edizione, mi permetto di aggiungere, credo sia un bell'esempio di quella che Bruni ebbe a definire, non senza provocazione, filologia pensante. Dico non senza provocazione perché si trattava di una relazione presentata all'8º convegno dell'Associazione per la storia della lingua italiana, dedicato al tema storia della lingua e filologia. In quel contesto suonava persino un po' eretico quel titolo. In quel lavoro Bruni auspicava, e mi sembra che tale auspicio sia ancora attuale, che a fianco dei testi specialistici sorgessero iniziative editoriali più accessibili, varate da un'editoria che non sia assistita dal finanziamento pubblico, che si regga sul mercato e non sia degradata culturalmente. Tutto ciò a beneficio della nostra tradizione per la sua continuità e manutenzione dinamica. Continuità e manutenzione dinamica di una tradizione. Mi sembrano due espressioni molto felici che Bruni seppe tradurre sul piano pratico, consapevole, col suo amato Montale, che continua una tradizione chi può. Non basta volerlo, né tantomeno dichiarare di volerlo. Del resto, il contributo appena richiamato si apre con un'altra citazione del saggio Stile e Tradizione, di Montale, cui se ne affianca un'altra di Manzoni, accomunate entrambe, e con esso l'articolo che le include, dalla preoccupazione di colmare la distanza tra chi parla e chi ascolta, chi scrive e chi legge. E insomma dal riconoscimento della necessità di una lingua comune, indispensabile a una società che possa dirsi tale. Alla chiusura degli specialismi, ai gerghi delle tribù accademiche e delle mode critiche, alle tentazioni del facile autocompiacimento, alle ripetizioni inerte, all'accumulo di lavoro inutile, della dispersione e soprattutto all'autoreferenzialità, i grandi mali del nostro mestiere, Bruni reagiva prestando attenzione ai temi dell'educazione e dell'insegnamento dell'italiano all'università. A lui si deve l'avvio di corsi di scrittura nell'università, con l'appoggio di 3 manuali dedicati, e più in generale al mondo della scuola, oggetto di numerosi interventi scientifici e del suo lavoro in qualità di responsabile dei corsi d'aggiornamento per gli insegnanti di italiano organizzati dall'Istituto Veneto in collaborazione con il Ministero e l'Accademia Nazionale dei Lincei, ai quali dedicò tempo, fatica ed energie. Lo fece perché credeva in quella lingua comune e perché riteneva che se la scuola ambisce ancora a proporsi come agenzia educativa, l'educazione linguistica deve essere il primo punto della sua agenda. Alle doti e al temperamento dello studioso si univano naturalmente quelle dell'uomo. Socievole senza però essere sociale, profondamente riservato ma capace di espansività inattese e di sincere manifestazioni di affetto, era animato da una profonda curiosità e una naturale disposizione verso il prossimo. Lui che di sé parlava poco, se non pochissimo. Un atteggiamento tanto evidente e inflessibile che sembrava rispondere a una regola di un personalissimo galateo della comunicazione, una sua grammatica dell'interiorità. La sua signorilità e la sua gentilezza, unita all'impareggiabile ironia, lo rendevano una compagnia amabile. Nel pensare a questo incontro mi è tornata in mente la volta in cui, en passant, espresse la sua predilezione per Ariosto. Pur avendogli dedicato almeno 2 corsi universitari, non è un autore che avesse particolarmente frequentato nei suoi studi, e mi interrogai a lungo sulle ragioni di quella predilezione, che mi restavano un po' misteriose. Forse questa ragione risiede anche nel timbro oraziano di questo poeta, in quel senso profondo per l'amicizia che attraversa le sue pagine e che in Francesco era altrettanto forte. Alla sua profonda dottrina combinava una capacità di ascolto davvero rara.
Si interessava alle ricerche e all'opinione di studiose e studiosi giovani e anche giovanissimi, con cui sapeva costruire un vero dialogo. La parola, oggi molto abusata e inflazionata, non gli piaceva granché. A loro faceva il dono non solo della sua attenzione, ma di incoraggiamenti e soprattutto di sollecitazioni, animando e sapendo tenere acceso l'interesse per la ricerca. È stato un grande insegnante, anche al di fuori delle aule universitarie. Oltre ai suoi studi, ai suoi cantieri di ricerca ancora aperti, alla sua prodigiosa biblioteca, lascia in eredità una lezione di metodo. Impossibile imitarlo. Imitare l'originalità è una contraddizione che non consente. Né lui l'avrebbe voluto e mai l'ha preteso. Molti di noi ricordano quando, con un tratto sicuro di biro rossa, era perennemente alla ricerca della penna perfetta e perennemente insoddisfatto di quella che aveva tra le mani, stralciava le nostre citazioni di suoi lavori quando non le riteneva essenziali. Da persona intimamente libera qual è stato, mal tollerava dai suoi allievi che non lo fossero altrettanto, o quantomeno non ambissero ad esserlo. Francesco Bruni lascia agli studiosi, a chi l'ha conosciuto e gli ha voluto bene, l'esempio di una grande, impareggiabile lezione di libertà intellettuale. Grazie.